economici, operazione della Guardia di Finanza di Gorizia, 150 società coinvolte in 14 regioni. I finanzieri stanno acquisendo documentazioni anche in diverse aziende venete. Sale al 76% il consenso nei confronti del governatore Luca Zaia, complice il suo impegno per il maltempo di fine novembre. In calo gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Ieri sera il ministro per gli affari regionali Erika Stefani ha portato in Consiglio dei Ministri la bozza sull'autonomia, rassicurazioni dal Premier Conte che ha garantito l'impegno ma manca ancora un sì definitivo. Sarebbero 6 casi sospetti di morte per il batterio killer in alcuni ospedali veneti, a questi se ne aggiungono altri 2 in Emilia Romagna, ispettori nelle cardiochirurgie. 66 euro di multa per un bimbo di 4 anni trovato mentre girava in piazza San Marco su un monopattino, mezzo vietato dal regolamento comunale, e scoppia la rabbia sul web. Oggi, 21 novembre, a Venezia si celebra la festa della Madonna della Salute, migliaia di pellegrini in visita alla Basilica. Lo storico batterista dei Pooh, Stefano Dorazio, nella Marca per presentare il suo libro, e tra una battuta e l'altra non è escluso che i Pooh possano tornare a riunirsi anche per un giorno solo. Dorazio stasera sarà ospite di 20 e 10. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'operazione della Guardia di Finanza di Gorizia che sta coinvolgendo tutto il nord-est relativamente ad appalti pubblici. Sono in corso degli accertamenti anche in diverse importanti società venete, ma allora per avere tutti i dettagli ci collegheremo tra pochissimi minuti con la collega Laura Buccarella che ha seguito la conferenza stampa delle Fiamme Gialle a Gorizia. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale, con la politica, perché il governatore del Veneto Luca Zaia è l'uomo dei consensi, un consenso che aumenta al punto da raggiungere il 76% dei giudizi positivi. Questo secondo i dati pubblicati oggi all'interno dell'osservatorio sul nord-est del Gazzettino. Luca Zaia è l'uomo da non perdere. I veneti non sono disposti a vederlo andare a Roma, lo vogliono qui nella nostra regione. A stabilirlo l'analisi di Demos. Insomma, il governatore è sempre più riferimento condiviso in Veneto. Il presidente, infatti, nell'indicazione che emerge dai dati pubblicati oggi all'interno dell'osservatorio sul nord-est, ha ottenuto ben il 76% dei giudizi positivi. È la personalità più apprezzata. Lo seguono i vertici del governo giallo-verde, il vice premier Salvini con il 71%, il presidente del Consiglio Conte con il 62% e l'altro vice Di Maio con il 50%, in calo di consensi insieme ad altri 2 esponenti pentastellati, lo stesso premier e Beppe Grillo. Mentre Renzi si ferma al 18%. Ad aumentare in maniera consistente è solo il gradimento riservato a Luca Zaia, che rispetto a prima ha visto crescere il consenso di ben 7 punti percentuali. Luca Zaia, soprattutto in occasione del maltempo delle scorse settimane, si è messo al centro del coordinamento della gestione della crisi, sempre operativo, giubbotto della protezione civile addosso, non ha mai mollato le popolazioni in quei terribili giorni. Non solo, ma lui stesso è stata la voce del grido dei dolori dei bellunesi e si è fatto promotore e garante di una raccolta fondi dedicata attraverso un conto corrente regionale, ed è diventato così l'uomo a cui i veneti guardano oltre ogni altra posizione ideologica. Tra gli elettori della Lega il gradimento è quasi unanime, il 92%, ma raggiunge il 77% tra i sostenitori di Forza Italia e il 66% tra quelli del Movimento 5 Stelle. Autonomia, ieri la bozza dell'intesa è arrivata sul tavolo in Consiglio dei Ministri, a portarla il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani. Ebbene, la stessa Ministro alla fine del breve Consiglio dei Ministri ha detto il Premier ha garantito l'impegno. Ho chiesto un impegno preciso e tempi celeri, ha continuato il Ministro leghista, per la firma dell'intesa con il Veneto. Il Premier Conte ha garantito personalmente, questo è un segnale chiaro dell'importanza che questa partita ha per il governo. Da domani ricomincia il mio pressing, dobbiamo dare presto una risposta concreta alle legittime istanze di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Sul tema è intervenuto anche il sottosegretario Stefano Buffagni, esponente del Movimento 5 Stelle. Io sono concorde con Salvini, credo che ci sia la possibilità di avere una preintesa in tempi ragionevoli.
Torniamo alla cronaca con le morti sospette, sarebbero almeno 6 in Veneto per un batterio killer. Ai ispettori intanto nelle cardiochirurgie del Veneto ci aggiorna in diretta Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Buongiorno da Vicenza, sono decine, come dicevi tu, in tutto il Veneto i malati di chimera, 4 le vittime nel Vicentino, e da Vicenza proprio per questa ragione il procuratore Antonino Cappelleri ha predisposto un'indagine ad ampio raggio che prende in esame tutti i casi conclamati per cercare di individuare le responsabilità dell'infezione. Da parte sua la Regione già la prossima settimana dovrebbe inviare alla Procura i risultati del monitoraggio. Al momento la Procura Vicentina è l'unica ad avere avviato indagini sull'infezione dal microbatterio non tubercolare dopo l'esposto presentato, come avete detto anche voi, dai familiari del dottor Paolo Demo, morto a 66 anni, 2 anni dopo essere stato operato al cuore. Il medico avrebbe contratto il batterio durante l'intervento di cardiochirurgia a causa di un macchinario appunto utilizzato per la circolazione extracorporea del sangue e che era infetto. Il dottor Demo redasse anche una sorta di memoriale affidandolo ai suoi avvocati e ricostruì la circostanza grazie ad un'allerta del giugno del 2015 dell'azienda costruttrice la Sorin, che scrisse peraltro a tutte le strutture ospedaliere che la usavano. A Vicenza la sostituzione del dispositivo è avvenuta solo nel maggio del 2017. Per questa ragione la Procura ha indagato per omicidio colposo i 2 ex direttori sanitari dell'Urlotto ed ha chiesto al pool di consulenti di chiarire le cause della morte di Demo, in particolare se sia riconducibile appunto al microbatterio chimera e se l'infezione potesse essere evitata adottando misure di prevenzione. Al momento i casi emersi dalle indagini della Regione sono 18 con 6 decessi, 4 di questi appunto abbiamo detto nel Vicentino. La Regione ha già diffuso un protocollo per la diagnosi precoce e la cura delle infezioni. Da parte dell'URLA 8 invece c'è il no comment, massimo riservo. L'URLA ha già inviato un dossier alla Commissione Sanità della Regione Veneto per l'ampio monitoraggio che è stato appunto disposto. I dati relativi a questo monitoraggio saranno diffusi dalla Regione non prima della prossima settimana, ci fanno sapere dall'URLA 8 e sono appunto, come abbiamo detto, 2 avvisi di garanzia nei confronti di 2 ex direttori sanitari dell'USL Berica. Per il momento da Vicenza è tutto, la linea torna allo studio. Grazie Gabriella Basso, e adesso siamo in grado di collegarci con Laura Buccarella che ha seguito per noi la conferenza stampa della Guardia di Finanza di Gorizia sull'operazione relativa agli appalti pubblici. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, la conferenza stampa qui alla sede del Comando Provinciale di Gorizia della Guardia di Finanza si è appena conclusa. La Guardia di Finanza ha scoperto un radicato sistema di spartizione degli appalti tra un gruppo di ditte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia che operava in modo irregolare, in modo criminale e al momento sono dall'alba di questa mattina proprio circa 400 i finanzieri del Comando regionale del Friuli Venezia Giulia impegnati proprio in perquisizione, acquisizioni documentali, sequestri disposti dalla Procura goriziana in decine di enti pubblici, società, abitazioni di soggetti sottoposti a indagini. Sono circa 100 gli indagati, le persone coinvolte sono all'incirca il doppio, ma il numero è destinato a crescere in quanto le indagini sono tuttora in corso. Si diceva quindi un sistema di spartizione degli appalti per grandi opere pubbliche che è partito, l'indagine in realtà è partita da Gorizia, poi si è diffuso in tutto il Triveneto e poi su tutto il territorio nazionale. Importanti le stazioni appaltanti, tra cui il commissario per l'emergenza della A4, il tratto Venezia-Trieste, Autovie Venete, Autostrade per l'Italia, Friuli Venezia Giulia Strade, Veneto Strade, ANAS, concessioni autostradali venete, concessionario del passante di Mestre. Sono davvero tantissime le stazioni appaltanti per le quali si prefigura anche la possibilità di mancati controlli. Altro aspetto della vicenda su cui le indagini si stanno concentrando in questo momento è quello relativo alla sicurezza. Sarebbero stati utilizzati materiali per la costruzione di queste opere non conformi a quanto previsto
previsto dalle gare d'appalto e la questione non meno delicata dal punto di vista ambientale dello smaltimento irregolare dei rifiuti. Come dicevo, le indagini sono ancora in corso, per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, buon lavoro a Laura Buccarella. Continuiamo con la cronaca. Una persona è morta e una è rimasta ferita in un tamponamento tra un furgone e un camion avvenuto poco dopo le 10:30 lungo l'autostrada A4 dopo lo svincolo di San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. La dinamica al vaglio della polizia stradale a seguito di questo incidente il tratto tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana è stato chiuso con uscita obbligatoria a San Giorgio ed è stato chiuso anche lo svincolo in entrata a Venezia. Nuove acquisizioni di documenti da parte dei Carabinieri di Padova sulla vicenda della gestione dell'accoglienza dei migranti. Nuovo capitolo nell'indagine sullo scandalo che ruota attorno ai migranti e alla gestione dell'accoglienza da parte della cooperativa incaricata dell'attività, i cui vertici sono finiti nel registro degli indagati. Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri sono tornati negli uffici della prefettura di Padova per acquisire nuovi documenti, in particolare le ricevute dei pagamenti effettuati a favore della cooperativa. Il pubblico ministero Sergio Dini evidentemente vuole quantificare esattamente il volume d'affari che ha avuto al centro l'accoglienza dei migranti. In particolare si parla di 2 appalti avvenuti nel corso del 2016. Adesso la vicenda che coinvolge un noto amministratore trevigiano e la donna straniera con la quale ha avuto una figlia che oggi ha 4 anni. Lei lo ha denunciato per sottrazione di minore. Un noto sindaco della Marca trevigiana denunciato dalla madre della figlioletta di 4 anni per sottrazione di minore. La storia è riportata dal quotidiano La Tribuna di Treviso, secondo cui la piccola sarebbe nata da una relazione extraconiugale dell'amministratore locale con la donna straniera che ora si è presentata dai carabinieri per denunciare che la bambina, durante una vacanza estiva dai nonni paterni fuori regione, sarebbe stata portata via dal padre senza fargliela più né vedere né sentire. Da agosto non ho più notizie di lei, dice la donna, da qui la grave accusa. Tutt'altra la versione del sindaco, secondo il cui avvocato la piccola sarebbe stata tenuta in cattive condizioni sia alimentari che igieniche dalla madre. Il sindaco avrebbe inoltre denunciato la donna per estorsione. Non sarebbe vero infine che alla madre viene negato di vedere la piccola. Saranno ora i carabinieri e la magistratura a dover vagliare le reciproche accuse, essendoci di mezzo un rapporto tra i due molto teso e soprattutto una bimba di appena 4 anni. L'economia con la frattura tra industriali e governo, con il nuovo attacco degli imprenditori di Treviso e Padova, con le durissime parole del presidente vicario Maria Cristina Piovesana. No ai populismi di smaccata matrice elettorale, no a una classe politica improvvisata e senza dignità. Parole di fuoco non le manda certo a dire Maria Cristina Piovesana, il presidente vicario di Assindustria Veneto Centro, la compagine degli imprenditori trevigiani e padovani. Una picconata da chi di picconate in passato contro la classe politica ne ha già espresse, che testimonia la frattura sempre più ampia tra una buona fetta di industriali del nord-est e governo. La nota infuocata arriva nel pomeriggio e parte da una prima considerazione. Non è vero, scrive Piovesana, come vuole l'interpretazione politica oggi prevalente, che il popolo ha sempre ragione e va comunque assecondato nella sua volontà. Non è naturalmente in discussione il principio democratico sancito dall'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, ma Piovesana pone l'accento sulla seconda parte dell'articolo, una sovranità che il popolo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. In altre parole, prosegue, la nostra Costituzione chiarisce che la sovranità popolare è comunque soggetta a dei limiti, limiti che la propaganda politica di questi mesi sembra ignorare o disconoscere. Insomma, continua, nella Costituzione l'interesse della nazione deve prevalere sull'interesse della base elettorale di questa o quella forza politica, esattamente il contrario di quanto oggi vediamo. Poi la seconda bordata. Per anni sono stati attaccati i professionisti della politica, ma credo che la politica abbia bisogno di professionalità, spiega Piovesana. Deve certo rinnovarsi, ma soprattutto tornare ad attrarre le persone migliori che la nostra società può esprimere. Persone che abbiano esperienze, competenze da mettere a disposizione della collettività. Non improvvisati quindi, ma in grado di meritare il rispetto per l'alta funzione alla quale sono chiamati. E chiude con la necessità di restituire alla politica quella dignità che oggi, dice, risulta gravemente compromessa. Ricostruire una classe politica è un metodo politico che siano capaci di interpretare la volontà del popolo, ma senza limitarsi a subirla. L'appello è abbandonare comportamenti faziosi, di conflittualità permanente, di rancore sociali, di egoismo personale,
che sembrano essere, chiude, l'unico alimento di cui si nutre e di cui è capace la modesta politica di questi nostri tempi. Parole durissime, parole di imprenditori sulle barricate. Ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con la politica e con la proposta del deputato padovano di Forza Italia Roberto Caon, che ha presentato un emendamento alla legge finanziaria per chiedere al governo di abolire il bollo auto. I numeri ci sono, la copertura anche. Una riforma a costo zero, quella contenuta in un emendamento alla legge di stabilità presentato dal deputato padovano di Forza Italia Roberto Caon. La proposta è semplice: abolire il bollo auto, una tassa di proprietà per andare incontro alle esigenze di famiglie e pensionati. Una tassa ingiusta che anche l'Europa non ci ha richiamato più volte, e paghiamo anche un'ammenda all'Europa perché è una tassa ingiusta. È una tassa che è diventata di proprietà, invece io voglio farla diventare una tassa in base al consumo e all'inquinamento. Una proposta all'insegna dell'equità, sottolinea Roberto Caon, dato che il bollo, e spesso serrato, lo paga un pensionato che si muove di rado con l'auto, come un lavoratore che di chilometri ne fa molti di più. La proposta diventa quindi abolire il bollo auto e aggiungere un'accisa sulla benzina che sarebbe pagata anche dalle auto immatricolate all'estero, dai tir che trasportano merci, dai turisti stranieri. Facciamo che questa tassa, che sono 6 miliardi e 400 milioni, e attualmente c'è un grado di evasione di 500 milioni, più ci sono circa 3 milioni e mezzo di targhe estere che circolano in Italia e non pagano il bollo. Tutto questo fa sì che chi va senza levando via il bollo e mettendo una accisa sulla benzina, mediamente si va a pagare un 30% in meno di bollo, non più un 40%. Il provvedimento faceva parte del programma di centrodestra, adesso la valutazione passa al governo. E adesso ci colleghiamo con Ilaria Marchiori, che ci racconta di questo bimbo di 4 anni multato perché trovato mentre a bordo del suo monopattino correva per piazza San Marco. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia, dove un bimbo di nemmeno 5 anni è stato multato con 66,80 euro perché sfrecciava in piazzetta dei Leoncini, di fianco alla Basilica di San Marco, su uno di quelli che vengono definiti acceleratori di velocità. A rigore di regolamento, infatti, a San Marco non si può andare né in monopattino né con questi acceleratori di velocità. Il fatto risale allo scorso 19 settembre. Il papà del bimbo, un 45enne veneziano, è stato richiamato proprio per la notifica della multa, nemmeno applicando la sanzione minima di 25 euro ma il doppio, dunque 50 euro più le spese per un totale di appunto 66,80 euro. La versione del comune è che il 45enne, rivendicando la propria venezianità, si sia opposto agli inviti degli agenti di fermare il bambino perché dava fastidio alla gente in piazza e creava pericolo, e per questo dunque davanti al rifiuto di intervenire è scattata la multa. A dire il vero, la violazione non è stata contestata sul posto perché ai vigili mancava un supporto cartaceo, ma comunque è arrivata poi a casa del trasgressore. Nello specifico ricordiamo che la norma violata è l'articolo 28,2 del regolamento di polizia urbana, che vieta certi giochi sulla pubblica via in determinate fasce orarie, e l'acceleratore di velocità, così definito nel verbale, perché appunto il linguaggio della burocrazia sarà pure formale ma comunque anche creativo, e quindi al papà è stato contestato il fatto di aver consentito che il figlio utilizzasse quel mezzo. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, ci spostiamo nel Padovano, a Rubano, dove una famiglia non trova casa perché è di colore. La denuncia è del sindaco Sabrina Doni, che ha lanciato un appello ai suoi concittadini. Rubanesi, non sono mai arrivata a farvi un appello, ma ora vi chiedo una mano. Comincia con queste parole, quello che non è solo un appello lanciato attraverso i social media da un sindaco ai suoi compaesani, ma anche per certi versi lo sfogo e la denuncia di un primo cittadino contro quella che definisce la sconfitta di un'intera comunità.
Il sindaco di Rubano, Sabrina Doni, cerca casa per una famiglia composta da papà, mamma e 4 figli minorenni che entro Natale dovrà lasciare l'appartamento dove vive e non riesce a trovarne uno nuovo. Il capofamiglia ha un lavoro regolare, un buono stipendio che gli consente di mantenere la famiglia e di pagare l'affitto, eppure gli risulta praticamente impossibile trovare casa a Rubano. Vi chiedete come mai? Scrive il sindaco. Il problema è che hanno la pelle nera. Questa è la verità. La denuncia è grave e tutta la vicenda sta facendo inevitabilmente discutere con opinioni anche molto diverse tra loro. Sabrina Doni rincara: sono un sindaco anomalo, scrive, non è questione di buonismo ma di concretezza, ne va della nostra umanità, al di là chi a chiedere sia il sindaco o una famiglia dalla pelle abbronzata, e conclude: astenersi perditempo e razzisti. Oggi 21 novembre a Venezia si celebra la festa della Madonna della Salute. Andiamo in diretta con Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno da Venezia, dove oggi, come ogni anno in questa giornata, 21 novembre, si rinnova l'antico voto di gratitudine nella festa religiosa più sentita dalla città, ovvero il voto che si porta alla Madonna della Salute nell'omonima basilica. E oggi per la ricorrenza, anzi da ieri sera per la ricorrenza, il luogo insieme ad altri simbolo di Venezia della terraferma illuminato di rosso, perché in ricordo e in memoria dei cristiani perseguitati nel mondo. Soprattutto oggi nella ricorrenza dedicata alla Madonna saranno migliaia i fedeli che si recheranno in basilica per accendere un cero e raccogliersi in preghiera davanti all'altare che custodisce l'icona bizantina della Madonna Nera. Già ieri sera in tanti da Santa Maria del Giglio hanno attraversato il ponte votivo sul Canal Grande, aperto, lo ricordiamo, da venerdì scorso dal patriarca Francesco Moraglia con il sindaco e tante altre personalità politiche della città. La novità di quest'anno, come già detto, è l'iniziativa del rosso, con tutti i luoghi simbolo che verranno illuminati in ricordo appunto dei cristiani perseguitati nel mondo. E per il momento da Venezia è tutto, maggiori dettagli questa sera nel corso del TG dell'edizione serale. Linea allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi. Stefano Dorazio, storico batterista dei Pooh, nella Marca per presentare il suo libro, e questa sera sarà ospite di 20 e 10. Stefano Dorazio, un mito che è crollato quando si è sposato, perché era lo zitello d'Italia. Sì, in effetti dopo 70 anni, 69 per l'esattezza, di onorato zitellaggio, una certa notte considerata in quel dell'Arena di Verona, in una diretta televisiva, usando il mezzo pubblico a scopo privato, mi sono detto: io Tiziano, tieniti libero al 12 settembre che per il mio compleanno mi faccio un regalo, mi sposo. Così è iniziato un altro capitolo della storia del batterista dei Pooh e molto altro ancora. Perché Stefano Dorazio, che ha scelto il Veneto e la città degli innamorati per eccellenza per annunciare il suo matrimonio, è anche l'ideatore di musical di successo come Pinocchio o Aladdin, o in questo caso autore non solo di canzoni ma anche di libri di successo. Quarta ristampa per questo Non mi sposerò mai, con appassionati arrivati da tutto il nord-est ieri sera per l'incontro con l'autore, che non si è risparmiato con le battute. È un libro involontario, quando io ho cominciato a scriverlo, più per appuntarmi delle situazioni che venivano fuori, che erano paradossali, comiche se non altro, e quindi a un certo punto mi sono detto, dopo tutti questi appunti, di tutte queste sfighe, di tutto quello che viene fuori ogni volta che uno si va sposando, perché poi tra l'altro adesso sposarsi significa sapere le lingue, perché non c'è più una parola in italiano neanche se t'ammazzi, no? Che abbiamo dal catering al flower stylist, insomma praticamente non si riesce più e ognuna di queste cose ha un sottoprodotto, per cui io per riuscire a organizzare questo matrimonio sono stato in ballo poco, perché fortunatamente da metà giugno a metà settembre passavano soltanto 2 mesi, perché agosto in Italia è come non averlo, e io in quei 2 mesi ho visto di tutto, di più. Tante al termine della presentazione le domande, inevitabile quella del possibile ritorno dei Pooh. Dopo che per tutta la vita avevo detto che non l'avrei fatto mai, non metto mai più limiti alla provvidenza, non è nei nostri programmi, siamo scesi dal palco con le luci accese, ci è sembrato che fosse una cosa buona e quindi non mi viene in mente che potrebbe succedere di nuovo questo, ma come ti ripeto, sai, la vita è piena di trappole, non vorrei che ce ne fosse un'altra. È tutto, vi lascio ad ore 13, prima però le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona giornata. Ben ritrovati al meteo.
Sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Ampio soleggiamento sulla nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo per innocui addensamenti. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 12 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo, asciutto e stabile ovunque. Non sono infatti attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo tuttavia si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 9 e 11 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione. Sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono attese piogge. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.